le vacanze, lascia a casa tutto, ma non le buone maniere. Già, è arrivato il momento più atteso dell'anno, anche se quest'anno è un po' particolare, ormai ci siamo, è tempo di vacanze. Che sia al mare o in montagna, in Italia o all'estero, mi raccomando, non dimenticate mai le nostre buone maniere. E quindi oggi, prima di salutarvi, ho deciso di riassumere qualche consiglio del bon ton in vacanza. Vacanze è sinonimo di libertà, decisamente, ma libertà non è sinonimo di mancanza di rispetto verso gli altri. Quindi, qualsiasi sia la vostra destinazione, non dimenticate mai le regole base delle buone maniere che abbiamo anche già in qualche modo visto. Il salutare, il ringraziare, l'utilizzo del telefonino e il tono della voce, ma anche il rispetto delle precedenze sia nei confronti di persone meno fortunate o anche magari persone bisognose di un aiuto, e anche il rispetto delle code, che è tipico un po' di noi italiani non essere proprio nelle nostre code, ma con questa nuova emergenza abbiamo imparato a rispettarle meglio. All'inizio dell'estate abbiamo già parlato di bon ton in spiaggia e se vi siete persi la puntata vi consiglio di tornare a darci uno sguardo. Ma a bordo, ad esempio, come ci si comporta? Allora, la regola base è sicuramente quella di dare una mano, sia che siano le manovre di ormeggio piuttosto che anche le pulizie, magari dando semplicemente una mano anche eventualmente in presenza di un marinaio. Poi evitare assolutamente le valigie ingombranti, preferibilmente utilizzare borsoni morbidi in modo tale che siano di facile gestione all'interno della barca, e anche evitare rischi inutili sia per sé che per gli altri partecipanti. Ricordiamo che la barca, essendo uno spazio limitato, è sempre ancora più difficile trovare il giusto equilibrio fra tutti. Attenzione anche ad esempio a utilizzare sia lo spreco dell'acqua, quindi stare attenti all'utilizzo dell'acqua, quindi avvisare anche quando magari si utilizza, e anche ad esempio quello di bagnare magari i cuscini o le tappezzerie presenti con costumi bagnati, e anche l'utilizzo di creme che possono ungere sempre le stesse stoffe o quant'altro. Se la destinazione è una città d'arte, ricordiamo sempre di mantenere un abbigliamento decoroso al contesto richiesto e poi rispettare i luoghi che visitiamo, siano essi per magari evitare di asportare dei pezzi di qualche sito archeologico piuttosto che magari nutrire i piccioni nelle piazze, o ad esempio evitare di fare il bagno nelle fontane giusto per rinfrescarci. Anche la montagna ha le sue regole, ad esempio quella di salutare e dare la precedenza alle persone che stanno salendo, ad esempio le nostre camminate, piuttosto che rispettare la flora e la fauna, ad esempio magari evitando di lasciare rifiuti sparsi e di raccoglierli e portarli con noi, non infastidendo gli animali, e anche, ad esempio, evitare di raccogliere i fiori di montagna che in teoria non si potrebbero raccogliere. Ricapitolando come sempre le nostre pillole del bon ton in vacanza, non dimentichiamo mai le precedenze, i saluti, l'abbigliamento adatto, l'ambiente e quindi come rispettarlo e conviverci, e poi spazi e privacy. E poi ricorda, non andare mai in vacanza con chi non ami. Io con questo ho concluso la mia prima fase di Bon Ton Time, che si prende ora una piccola pausa. Vi ringrazio per l'attenzione di sempre, vi aspetto a settembre con le nuove puntate, vi ricordo di rimanere aggiornati con il nostro canale YouTube e tutti i nostri canali social, e vi auguro davvero di cuore buone vacanze. Ciao!